cittadina in festa, una squadra sotto uno spicchio di curva colorato di granata. Il sogno adesso è diventato una favola. Portogruaro entra in un calcio sempre meno provinciale, quello della Serie B. A spingerlo, con un tocco ormai entrato nella storia, uno dei tanti giovani lanciati da mister Calori, ovvero Riccardo Bocalon, il match winner del Bentegodi. Sono senza parole, ce lo meritiamo tutti perché abbiamo sofferto, abbiamo lottato tutti insieme, questo è un grande gruppo che farà secondo me anche grandi risultati in Serie B. Una squadra costruita in economia, il Porto Summaga. Nessuna star, ma tanta voglia di correre e la gente se n'è appassionata. Abbiamo mobilitato un paese, una città come Portogruaro, penso che loro saranno orgogliosi di questo traguardo e poi penso che faccia bene anche al calcio, perché a volte programmarla anche in cose piccole senza spendere tanti soldi a volte riesce anche a fare cose straordinarie come queste. È il giorno più bello della mia carriera, è il sogno del nostro presidente che voleva portare il Portogruaro in Serie B e oggi con un'impresa ci siamo riusciti qui a Verona. In un clima di pazza gioia, un interrogativo tra i tifosi. Si riuscirà ad adeguare lo stadio Mecchi alla Serie B? Intanto adesso divertiamoci, godiamoci, dopo vediamo.